Signori, 23:18 e si scende per una fuga notturna. Sapete quelle capate che vi vengono di notte? Dovete andare a prendere un amico e dovete scendere così all'improvviso, ma soprattutto per fare una cosa, per mangiare. Esatto, sono proprio in quella fase lì. Adesso scendo, vado a prendere un amico che vi farò vedere tra poco, vi presenterò. E soprattutto perché scendo? Perché mi è venuta quella pazza voglia di McDonald's. E si vede qui praticamente chi è che tiene proprio il cervello tutto al contrario. Sto facendo la dieta, sto mangiando bene, ho mangiato stasera merluzzo e insalata, tutto pesato. Poi che faccio? Mangio McDonald's. Perché? Perché sono usciti nuovi panini, nuovi crispy McBacon del McDonald's e quindi devo subito andarli a provare, anche perché vi piacciono questi video e spesso quando escono nuovi panini da provare mi dite: Giovanni, li vuoi andare a provare? Ci fai il video? Come se fosse diventato il vostro assaggiatore di fiducia, e va benissimo, mi piace. Quindi se volete altri video del genere lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, ma soprattutto qua ci vediamo il 28 marzo dalle ore 18 al Milan Sport Village per l'Euronics Tufano Cup, la prima edizione, partita tra Napoli Creators e Nazionale Creators per il mio speciale 100.000 iscritti. Vi aspetto tutti, ingresso gratuito, soprattutto vi cercamo un euro. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là. Andiamo, dai. Diciamo capata notturna. Dai. Diciamo componente a che ora? Sono le... Vediamo un po'. Vediamo un po', dai. 23:31 e noi stiamo andando al McDonald's. Vi ho detto tutto. Giovanni mi chiama, andiamo al Mac, che fai? Dopo l'allenamento. Dopo allenamento mio, allenamento di Gianni. I veri campioni si vedono qui. Io ho mangiato merluzzo con insalata. Io baccalà e spinaci. Vedete. Però poi dai. Perdiamo tutto, dai. Perfetto. Avevo due capocchi, no uno. Sì. Vai, fai tu. Lavora, dai. Ma che facciamo? Come che facciamo? Novità. Dobbiamo prendere le novità. Vai, non mi ricordo mai come siamo. Eccole qua. No, stanno qua. Ce l'avevo davanti. Dovrebbe essere. No, non ci sta qua. Sì. Allora facciamo sti. Mango pa... Eccolo. Bene, dai. Facciamo Smoky. Eccolo qua. Ah, è sempre quello di. Cazzo vuoi? Che ne pensi? Però anche questa è novità. Però tu non l'hai mai assaggiato? Sì, tu non l'hai mai assaggiato. Vai, prendi questo, vai. Mi prendo io questo? Sì, Mac Crunchy Chicken, vai. Dai. Dai. Colpa tu. Ma che faccio? Dai. Prodotto sì. Ah, boh, tanto comunque. Ma sì, tanto paghi tu. Ma sì, vai. Ma dai. Pagate Dai. grandi, ovviamente. No salsa, coca zero. Eh sì, perché siamo a dieta. No pallone. Prendo, sta pure il pallone. Eccolo qua, no pallone, grazie. E questo è una novità, però già è vecchio sto panino. Esatto, io l'ho assaggiato ed è Quale buonissimo. vuoi? Io devo avere proprio il nuovo, lo Smoky. Allora questo qua. Sì, però vabbè, mettiamo pure a me. Diciamo 10,80 €, voglio risparmiare quei sì, 40-50 centesimi. 40 centesimi. Parate medie, no grazie. Qua Coca zero. Che siamo a dieta. Ah, tu ci devi togliere qualcosa dal panino. Esatto, personalizza. Allora, salsa, bacon bites, Gouda, diciamo Gouda affumicato. Tutto affumicato. Tolto. Via, dai. E basta, salva. Togli pure il pane. Così mi mangio le capre di casa. Aggiungi all'ordine. E nulla, 10,80. C'è anche questo, il McBacon Chicken, perché questo è il crispy McBacon e questo invece è il crispy McBacon Chicken. Che ne pensi? Però questo prende il prodotto, sì, prodotto singolo, personalizza ingredienti e c'è la pure Gouda affumicato. Il Gouda. Ma che sei uguale a chi lì prima, scusa, vedete trovo? Tu non costa il pollo. Rosa sì. Ah, te lo danno di base, diciamo, non possono. Sì. Ok, 7,60 €. Bene. È un video che dovete guardare perché 28 € Se non lo guardate non ci rientriamo. Esatto, abbiamo preso tutto. Direi di sì. È la prima volta che non mi prendono le alette di pollo, stanno 3,70 €. No, basta. No, vabbè, risparmiamo. Sì, perfetto. Raga, dai. Ah, avete sentito questo suono? Diciamo anche un pin. C'è comunque un... Aiuto, prego. 5.000 mi piace e dirò il pin di Giovanni nei commenti. Lo scriverò nei commenti io, non vi preoccupate. Ecco qua ragazzi, Benissimo. la lista della spesa. Vedi, è asciutto una polover, intanto. È uscito tutto over questa bolletta, sì. Ho messo pure poche squadre, 5 squadre. Perfetto. 28,70 € ho vinto. E nulla, aspettiamo i panini? E nulla. Dove ci mettiamo qua? Ma che chi ha da mangiare? Un reggimento di soldati qua. Non vedevo l'ora ragazzi. Ma con tutta la palestra? Ma che stai Faccio un dicendo? po' in colpa, però... Si povero work. Però ragazzi si deve fare perché a voi piacciono questi video, quindi se ne volete altri fatecelo sempre comunque sapere, attenzione. Ma Andrea dove sta? Andrea sta da Giuseppino, se no andiamo a prelevare Ma quello, sì, per ragazzi. forza. Allora signori, è arrivato l'ordine con Giren, cioè proprio fa parte del pacchetto Giren. Allora facci vedere tutto ciò che ci è arrivato, a parte le patatine. Ragazzi, 2 Coca-Cola. Tutte e due zero, perché siamo tutti e due a dieta. Poi Gran Crispy McBacon Chicken. Però devi fare come fa tuo fratello, devi raccontarci la storia. Che cazzo
Me ne frega quel fallito. C'è un po' scomposto. Ma questo sarebbe, vabbè, quello là che mi sono preso per me. Però devi assaggiare pure tu, ovviamente. È così. Un morso io te lo faccio dare. Poi io ho preso questo qua e tu hai preso questo qua. Senza Gouda. Io ragazzi, ogni panino nuovo del McDonald's lo assaggio Anche sempre. questo dovrebbe essere senza Gouda, ma non c'è sopra. Che ne pensi? Vedi se ci sta qua però. Che cazzo ne so? Secondo me no. Io penso che chi sia il Gouda. No, questo c'è da. Ma chi sia chi è? Scusa, ma io non mi posso mangiare. Non lo guardo. Questa è la salsa, questa è la salsa che mi posso mangiare. E questa è la stessa salsa? Sì. Ah, boh, non ci sta quindi. Ah, boh, comunque è a posto. Ah, boh, in tal caso vai a cagare. Vabbè ragazzi, comunque ogni volta che tu assaggiate i panini nuovi del Mac, sempre senza formaggio, quindi sono sempre diciamo a metà nuovi per me. Diciamo c'è un Giren selvatico che comunque resta lì. Panino. E questo qua dovrebbe essere quello mio. Vai, comincia ad assaggiare subito proprio. Questo Per la prima volta. già ti dico che fa un crunchy esagerato. È crunchy e fa un rumore. È o non è? Spettacolo. Hai visto com'è? Molto buono questo qua. Pollo è croccantissimo. Poi c'è una panatura, guarda che panatura c'ha sto pollo e soprattutto il tipo di panino, non so se ci hai fatto caso, ma è completamente diverso da tutti gli altri del Mac. Adesso ho spaccato un capo. Bravo, non so. No, ma è una ruota sto panino, si fa mangiare proprio bene bene bene. Ho sporcato. Buonissimo. Che voto dai a questo panino? Questo qua 8. Infatti pure io ti dico un voto altissimo questo qua. Però secondo me devi In questo caso è più buono. assaggi. Ah, dopo ovviamente devi provare anche con le patatine dentro. Ah, perché tu ce le metti sempre. certo. Voi nei commenti scrivete mangiate il panino del Mac con le patatine dentro o senza. Io sempre con la patata. Allora ragazzi, si presenta così questo panino. Allora, Presentazione da rivedere. sì, presentazione da vedere secondo me anche, non lo so, no, se non ci sta la salsa. Ma poi voglio vado a spiegare perché ci mettete questa cosa sopra. Cioè, che voi non stanno a mettere nada. Io che sono questi capelli? Ma gioia. Allora io ce le metto le patatine. Guarda questo maiale. Signore, sto per assaggiare per la prima volta il nuovo, come si chiama? Smoky Grand Crispy. Assaggia dai. Allora, di insaporirlo, soprattutto questa salsa che non ho capito come è fatta, sinceramente. Meglio non saperlo. Perché se poco poco è fatta con un po' di formaggio, ve lo faccio sapere. Già, secondo me devi bere perché sta un attimo secondo me annozzando. un po' secco. Vedo il cambio di voce. Mi vedo il cambio di annozzare. Capì? Ma io l'avevo già detto che era un po' secco. Sì. Vedi? Vedi, bevi, dai. Meglio berci un po' su. Diciamo di sì. Mamma mia. Oh. Ma subito Gioa. la Coca-Cola. Mamma mia. Lasci il minuto, faccio schiarare. Io una bravura. È bella, consiglio la Coca-Cola. Grazie, Gio. Sei un grande. Allora, un altro morso, giusto per farvi venire un altro poco fame. Ma voi che guardate il video. Il segreto è dare il morso dove sta più salsa. È pure sputato, chi lo segreto. Sì. Se no rimanete proprio incastrati. Sì, non ne esci vivo. Vuoi assaggiarlo pure tu? Ma assaggia. Giusto per un morso. Un morsettino. Dopo il baccalà. Vai, baccalao. Ma cucinato tu e Giovanni ci assaggiato. Vabbè dai, io Giovanni ci mette il patatine. Io non sono un tipo che ci mette le patatine dentro. Ti dico la mia. Cioè, più che altro io le metto qua a fianco. Ti dico già la mia. Ti dico la mia. Ma chiami i pompieri? Vedi? Un po' secchino. Però la salsa è. Allora ricordiamo che non gli ho messo il formaggio. Però non penso che una fetta di formaggio cambia così tanto il panino. Esatto, non penso cambi tanto. O forse l'hamburger è un po' Secco, proprio già l'hamburger. come sapore la salsa rende tutto molto molto più buono e saporito. Però meglio questo qua mio. Molto meglio, lo dico pure io. Guarda qua, questo è pieno di salsa. Guarda qua. No, è ovunque. No, ma poi c'è quella croccantezza del pollo che fa paura, veramente. Grande panino. Signori, io continuo a tornare pare capata. Ci sta però, non mi fa proprio impazzire, però ci può stare. Allora le patatine già cominciano a diventare battiscopa. Bastano 5 minuti che le tieni un po' così e già le hittate. Faccio un muro e rompi tutto. Purtroppo le patatine del Mac devi mangiare sempre calde. Sì. Ti trovi con me che tanti anni fa le patatine del Mac erano più saporite? Ma secondo me non andare manco a così freddo subito, sono diverse. Vabbè ragazzi, ora abbiamo il Grand Crispy Mac Bacon Chicken. Cosa cambia? Eccolo qua. Secondo me è più buono. Sai che non so che stanno 2 pezzi di pollo. Non so se vedete ragazzi. Pensavo pezzi di merda. Allora, lo provo prima assoluto, senza le patatine. Vai. Voglio, guardate qua la sezione di questo panino quanto è grosso. Guardate, secondo me chi pure sanno zoncando, lo dico. E guarda che quando sono grossi sti 2 cose di pollo. Non mi dimentichi. Sembrano cotolette. Oh già. E invece... E te l'ho detto, perché il pollo è più Ma un altro sapore proprio. Bello. clamoroso. Io ho sempre paura per quello che mi sto mangiando. Ah boh, in tal caso vai in bagno. Ho paura di questa salsa. Il Gouda l'ho tolto, ma chi non so che salsa è. È la stessa del. Qua mi cago sotto, stanno. Vabbè, prendi una pillola. Prendi la pillola del giorno dopo. Ma mi si incinto, panino. Allora, assoluto mi piace. Lo proviamo con le patatine. No, e rovini tutto. Tutta la magia, secondo Sì. te. Ma anche tu non sei fan delle patatine. No, perché devono stare a fianco il patatine. Te le hai spruzzate ogni tanto. Bravo. E invece un porco. E molte patatine hai.
Sto zuziando sana. Non riesco a capire la differenza perché sento troppo sta salsa e il pollo. Il patatino è come se ci stessero unità dentro. Guardate, questo comunque è molto più buono rispetto all'altro, che ne scende molto di più. Come la mangiamo uno? Almeno un molto assaggiato. Corsettino, dai. Tenga. Signori, ci siamo. Tu contrario, non va niente. Ah, pure tu sei sto fatto del al contrario, c'è gente che non capisce cosa vuol dire farina al contrario. Così si mangia. Esatto, con la pancia sopra. Bravo. Invece no, alcuni non lo sanno sto fatto. Posso dire, questo è molto meglio. Però quale ti piace di più? Questo, Ah. o il primo? No, questo qua. L'altro, Non so, sta l'insalata dei pomodori che secondo me è tanta altra roba. La salsa è buonissima, anche il bacon ci sta bene tritato, Molto meglio questo che con l'hamburger. Voto. 7,5. Oh, non è uno spettacolo. Dai, mangia, dai. Basta. No, già va. Dai, sto a dieta. Non posso mangiare tutto il pane perché sto a dieta, ragazzi. Ma vaffanculo. Sto a dieta. Ma chi ti crede? Ho mangiato bene di. Sto a dieta, non vedo. Ah, sì, ciao. Signori, finisce qui questo video assaggio dei nuovi panini del McDonald's. Abbiamo detto un po' il nostro parere, quali mi sono piaciuti di più, quali un po' di meno. Ci siete quelli che sanno un po' un gun, l'altro invece è un po' meglio. Se volete altri video come questi, altri video assaggio in altri posti, me li fate sapere qui sotto nei commenti. No? No. Dieta? Sì, dai. Quindi altri posti dove andiamo a mangiare baccalà. No, non so io. Merluzzi. E nulla! Fateci sapere. Qui sotto nei commenti Sì, lasciate un bel mi video. piace. Andrea è abituato a queste routine, ci piace proprio. Noi invece dobbiamo fare 24 ore, mangio solo cibo sano. Sano proprio, il panino come prima. Video della dieta? Attenzione, Tra poco ragazzi vi farò vedere tutto quello che... Il glow up di Giovanni Visona. E nulla! Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo il 28 marzo, ragazzi, al Milan Sport Village per Napoli Creators, Nazionale Creators, dalle ore 18. Alle ore 18 vi aspettiamo, grande evento. Ingresso Mai visto gratuito. su YouTube Italia. E poi noi abbiamo chiuso questo video davanti a una scultura. E voglio. Ciao.